Allora, io a questo punto dovrei esserci con i potenti mezzi tecnici che abbiamo qui a disposizione. Ho però il piacere di presentare qualcosa di, io dico, poi magari dico a sproposito, qualcosa di molto blues, qualcosa di molto rock. Signore e signori, per la prima volta al salotto Black and Blue Radio. Grazie. I want to be your dog. I want to be the shadow in your room. Wherever you will go, I'll be by your side. Please let me be your dog. I want to be your dog. Scream and scare me, I'm lost at all. I promise always be there. And I can use the right words, I can only be your dog. You're the only one that fits me, I told you so. You're the only one, makes me feel alive. You should kick and ignore me as the last sheet on earth. But I'll always be yours. I'll always be yours. I'll always be yours. I want to be your dog. I want to be the shadow in your room. Wherever you will go, I'll be by your side. Please let me be yours. You're the only one that fits me, I told you so. You're the only one, makes me feel alive. You should kick and ignore me as the last shit on earth. But I'll always be yours. I'll always be yours. I'll always be yours. Grazie. Oh yeah, oh yeah. Black and Blue Radio, lasciami dire, finalmente ho il piacere di avervi qui al salotto perché so che insomma da quest'autunno è cominciato a uscire qualcosa, o meglio, credo che quest'autunno sia proprio uscito Out of Time, Esatto. che è il lavoro che presenti, però immagino che come tutte le cose sia stato un percorso lungo. Sì, diciamo che è iniziato tutto intorno a gennaio dello scorso anno. Abbiamo cominciato a pre-produrre il disco intorno a gennaio-febbraio, in studio a giugno. È uscito il singolo il 27 novembre che è Monsters, mentre l'album è uscito a dicembre. A dicembre. Senti, so che è un lavoro, diciamo, in qualche modo mi è stato presentato come qualcosa che si muove tra Torino e Roma, è vero questa specie di confronto? Sì, perché io sono nato e cresciuto qui, mi sono dovuto trasferire a Roma per lavoro, però... Sai quelle cose purtroppo che succedono, dici, ma mi dispiace, dovevo andare a Roma per lavoro. Guarda, ti assicuro che mi dispiace, io tornerei qua domani mattina, però purtroppo il lavoro è giù. È chiaro, quindi... è chiaro. E quindi sei anche tu un pendolare della musica in questo caso, esatto, più che in della questo moda, caso diciamo. sì.
un pendolare della musica e diciamo questa matrice blues te la porti dietro da quando eri, come si dice, giù pischello, ecco. Sì, perché è iniziato tutto con dei dischi di Gary Moore, poi James Brown, io ascolto veramente di tutto, da Johnny Cash a Bob Dylan, Beatles, Oasis, sto aspettando mezzanotte perché esce il singolo dei giornalisti, quindi... Allora tu ne sai già qualcosa, l'hai già sentito, ma come no? No. Ah, non sei in bazza di So che esce, ma non ho... Sì, no, io non ho ascolto di anteprime. tutto davvero, è importante quindi sei poter un fan ascoltare. di Tommaso Paradiso, dei Anche, giornalisti, anche. no? Anch'io, quindi adesso mezzanotte poi scopriremo di che si tratta, però diciamo, ecco, muovendoci con questo tempo in diretta, invece tu sei out of time da questo punto di vista, un po' fuori dal tempo. Esatto, perché il disco comunque è molto... fondamentalmente è stato scritto solo con la chitarra acustica e l'armonica. Poi lui mi ha dato una grossissima mano a riarrangiare tutto il disco. Il disco è stato riarrangiato da me, lui, Alessandro e... Beh, allora a questo punto io volevo fartelo fare dopo, ma a questo punto facciamo una presentazione come sempre. Presentaci i due ragazzi della band. Alessandro, Joy Tassello, lasciamogli un alla applauso, chitarra. come si deve, come si merita. Lui è stato l'artefice di tutto questo lavoro perché l'idea di fondo era la mia e lui mi ha aiutato veramente a tirarla fuori. Certo. Alex al basso, ma non soltanto, anche lui è stato importante nella produzione del disco perché ne ha fatto parte, ha suonato il basso nel disco, ha suonato il pianoforte in un pezzo e abbiamo discusso parecchio su come riarrangiare gran parte delle canzoni. Lui invece, Davide, si è unito soltanto successivamente, però ha dato una grossa mano sulla versione live dei brani, quindi sono tutti importanti. È un progetto che nasce come cantautorato, chitarra acustica e armonica, però si è ingrandito grazie a loro. Si è espanso, e esatto. Sa che poi facciamogli un applauso, diciamo, generale a tutta quanta la band. Va bene, allora adesso entriamo nel vivo di questo tuo lavoro. Il prossimo brano come si intitola? Untitled Black and Blues, a proposito di blues. Hai capito? Black and Blues, qualcosa di prima che mi sono perso. Però... Untitled Black and Blues. Giusto, senza titolo. Signore e signori, Black and Blue Radio qui al salotto. I have no money, I got a dusty jar, I got a rusty key, I got a shit in the yard, I got a troubled mind, there's stupid things to say, dancing on problems, no song in it parade, and I owe no money, and I don't want you, and I don't want to see you later, 'cause I don't want bad news I'm going through. I have no woman, wait for me at the bar, I got two squeezy worms lying in the jar, I got a boogeyman screaming inside my mind, got two broken shoes, please be kind rewind, and I owe no money, and I'm so blue. Don't want to think about the future. Should I see through between black and blue? I don't want bad news, but I do, yeah. I got a dusty jar, I got a rusty key, I got a sheet in the yard,
I got a troubled mind and stupid things to say. Nothing our problems, no song in it parade. Nothing our problems, no song in it parade. Nothing our problems, no song in it parade. And I got a boogeyman screaming inside my mind. Grazie. Oh yeah, oh yeah, Black and Blue Radio, vabbè, qui siamo nel regno del blues, diciamo, questa musica quasi mistica. Sì, non solo, perché l'EP si intitola Out of Time, però è un insieme di generi, la matrice è quella, però ad esempio il prossimo singolo sarà, diciamo, completamente diverso rispetto a questi qua. Sono 6 pezzi, tutti diversi gli uni dagli altri. Anche perché, se non sbaglio, tu sei anche DJ, è uno zampino come DJ, o mi è arrivata una notizia falsa e tendenziosa? Guarda, io ho iniziato, avevo un gruppo hip hop nel 96-97 che si chiamava Filo Conduttore, e facevo il DJ. DJ Mega, tra l'altro, perché c'era un pezzo degli OTR che utilizzavo per screcciare durante i DJ set. Quindi, diciamo, è un passato da DJ e quindi chiaramente, come dire, nella musica chiaramente sei immerso sì, è iniziato tutto da lì, è iniziato tutto dalla radio, poi fino ad oggi il doppiaggio è la cosa principale di cui mi occupo. Di cui ti occupi. Senti, allora Davide, abbiamo detto cambiamo scenario, però a questo punto cambiamo un po' scenario perché è un'altra situazione. Esatto, allora questo singolo si intitola Monsters ed è il singolo che ha lanciato l'EP. Il video l'abbiamo realizzato a Roma, pool troppo, loro non c'erano, l'ho realizzato con i Videomatti, che sono degli amici che mi hanno dato una mano, e ho avuto la fortuna di poterlo presentare in esclusiva su Rolling Stone. Ha avuto un sacco di visualizzazioni perché diciamo il video racconta la storia, racconta la canzone. È stato girato in un teatro e Monsters parla praticamente delle paure che tutti noi abbiamo. Io li ho chiamati mostri, però ognuno li può chiamare come meglio preferisce. Suocere, esatto. Cose del genere, chiaro, dipende dalla situazione che uno vive. L'atmosfera, ma principalmente perché inizia con un La minore, come quasi tutte le canzoni di Johnny Cash, è alla Johnny Cash. Benissimo, allora immergiamoci in questa atmosfera con Black and Blue Radio. I see monsters day by day in my daydreams. I see something weird when they look at me, and I see monsters. Monsters is what I see, and I see monsters. Monsters are there for me. I don't know exactly what is their name, but I know every day they are always the same. Hello monsters, what do you want from me? I hate you monsters, monsters that I used to be. Turn into a monster when I open my eyes, when I fight with my shadow in a sunny July. Hello monsters, monsters are you and me. Mighty monsters, show me how can get free.
Got scars on my arms to remind me when I've been a forest and I pass through all my nightmares. You monsters, monsters are you and me. And I see monsters as all this cage I'm free. Grazie. Monsters, Black and Blue Radio qui al salotto. Comunque diciamo è sempre questo andamento western, esatto. Diciamo questa cavalcata, questo galoppo che a me diciamo viene in mente e mi piace molto chiaramente, anche perché queste chitarre così, questa è una Martin, lo dico perché ogni tanto c'ho sempre come lo sclero di pizzica chitarra, quella è una Martin. Va bene, senti, siamo però diciamo arrivati alla fine di questa possibilità che abbiamo avuto di entrare un po' nel tuo mondo. Con quale brano ci vuoi salutare e soprattutto quali saranno magari i prossimi appuntamenti, le prossime cose che sta partendo un tifone lì di chitarra che magari hai in serbo, diciamo, se vuoi annunciarli. Allora guarda, per quanto riguarda i live sto aspettando delle conferme di alcune date, a loro non credo interesserà, ma questa domenica suonerò a Roma. Questa domenica e probabilmente anche questo giovedì. Perché ci ascoltano anche a Roma sulle uscita futura, quindi magari... Ok, ottimo. E per quanto riguarda invece il CD Out of Time, si trova ovunque online e ho la fortuna di poterlo avere qua da Rock and Folk e a Milano sui Navigli da Il Discomane, e presto dovrei averlo anche sul negozio di Roma, quindi non è soltanto, non avendo un'etichetta è molto difficile poterlo trovare anche fisicamente. Ci sto riuscendo perché comunque a quanto pare ha un buon riscontro ogni volta che le persone lo ascoltano e questa cosa mi fa molto felice e io soltanto i venditori specializzati, esatto, diciamo, sì, esatto, non le grandi catene, perché siamo snob, diciamola così. Bene. Allora, come dire, quale brano hai scelto per... Allora, si intitola Without You e io volevo ringraziare loro perché veramente questa cosa qua non sarebbe uscita senza Gioia Tassello, Alex e adesso Davide. Io li ringrazio. Grazie mille. Anche noi e grazie a voi per averci avuti stasera. Oh my, I think I am not right. I think I get lost tonight without you. Alright, when nothing's going so right, my day dies tonight without you. Without you, without you, my day dies tonight. Without you, you're wrong. I swear once you were wrong when you say I'm so strong. Without you, I don't care of all the songs I shared. There's no time, there's no way without you. Without you, without you, there's no time, there's no way without you. Tonight
Don't call me, I'll be fine without you. Grazie. Grazie. Black and Blue Radio, grazie, veramente grazie di esserci venuti a trovare e in bocca al lupo anche per domenica per il concerto.